Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 12. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto un bel po' di missioni per il nostro El Tigre, per tutto ciò che riguarda l'avamposto di El Tigre, e adesso ci stiamo dirigendo verso questa zona qui, punti chiave, una missione che stiamo facendo per Yelena. Quindi torniamo al quartier generale, diciamogli che abbiamo salvato gli ostaggi, appunto l'abbiamo fatto nel prossimo episodio, chiamiamo la nostra macchina, freddiamo l'autista insieme a questa capretta. Vai Boomer, boom boom, mangia. Viene di chiamarlo Boomer, forse c'era un cane su Far Cry che si chiamava Boomer. A dei coglioni. Un uomo non è come pensa. Ehi, a rompere i coglioni, guarda lì con quanta violenza. Andiamo. Dobbiamo purtroppo i freccialendiani usavano. Mi chiamano. La Moral. Why didn't you send me to them first? La Moral? Last I heard they were a small group always on the edge of falling apart. They're doing more fighting than the Legends. Okay, but what's your step? La Moral has a bad rep and I don't want Una pessima reputazione. I'll keep my eyes open. Bene, ci ha un po' messo in guardia la nostra Clara è incredibilissima. Dobbiamo sbrigarci a finire Far Cry 6 anche perché ho molti giochi che voglio portare. Magari a molti di voi non piaceranno, me ne sto fottendo, io li porterò comunque se riesco a strapparvi un sorriso anche in quei giochini perché saranno molto vecchi, che ben venga. Allora, parcheggiamo qui, mamma mia, perfetto. Tra l'altro ho sbloccato un'altra cosa cioè questa qui è nuova praticamente. E poi appena torniamo, non ho messo il freno a mano. Quando torniamo poi in un avamposto dove posso modificare insomma le robe, o meglio magari ci andiamo a prendere poi questo qui, vediamo di modificare, vediamo come può diventare. Possiamo farci pure la caccia al tesoro poi, in caso ora la facciamo. Intanto andiamo a parlare con la nostra Yelena. Che levi, signore, levati i coglioni. Ah, qui possiamo farlo, ecco, un banco da lavoro. Allora, armi e mezzi. Bene, noi abbiamo questo qui. Vediamo, seleziona. Tanto scarti di veicoli ne abbiamo, hai voglia. Allora, aumenta moderatamente la forza dell'impatto. Permette di mettere i veicoli fuori uso. E aumenta moderatamente la durata dello stordimento. Ottimo. Vabbè, ma diventano esteticamente una merda, però. Aumenta enormemente la forza dell'impatto. Oddio, una bestia. Poi lo proviamo. What's happening? Meeting on the mound. Some of our friends want to quit early. Okay, listen up. This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? That's what I used to think. And then one day, Admiral Benitez walked into my classroom with a gun. Piano con quella She called pistola. on your name, you came to the front. One by one. Alvarez. Bermudez. Carrillo. The Admiral read their crimes. Nel frattempo sta freddando 3 persone, ma... Liking a Clara Garcia post. Fernandez, Jimenez, Peña. Corpo de corna, bro. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Grazie al cazzo, li hai contati 6 colpi. La Moral taking new members? Oddio, il tigre. Depends. What? Is there an age limit? I will plead for La Moral. If you take me. Welcome to the war, viejo. Bello, bello, guarda che bella scena. So how do we take out the Admiral? Push-ups are the first step to victory. Però, minchia, per l'età che ha, flessione con una mano. That's the key. I got a convoy I like to make friends with. No. We need Carlito. Push-ups never lie. Ottimo, ottimo, signori. Ottimo, ottimo. Bene, vabbè, in questo quartier generale adesso, oltre ad aver completato questa missione di parlare di nuovo con Elena, abbiamo sbloccato 3 missioni principali. Una ce la dà il tigre, una ce la dà lei, non mi ricordo come cazzo si chiama, e una Elena. Qua abbiamo diverse note, intanto le prendiamo, dei materiali. Oddio, ma... Oddio, non ti puoi guardare. Che schifo i capelli rossi. Allora, qua abbiamo pure una missione secondaria. Poi queste qui me le faccio in caso in vostra assenza.
Va bene, allora, da chi iniziamo? Parliamo con il tigre. Salva il membro scomparso della rivoluzione del 67. Andiamo subito, salviamo il membro scomparso. Attenzione, l'operazione si trova a 1712 metri. Andiamo subito, con quanto stile. Guardalo lì, come saltiamo tutto. Attenzione, tra i palazzi, non abbiamo paura di niente. Andiamo subito alla nostra macchina. Carina, Maria. Allora, ce lo pinghiamo così almeno ci pinga nel GPS. Tra l'altro Boom Boom si sta potenziando perché nel frattempo marca animali per sviluppare una sua abilità e poi deve anche pingare dei nemici per svilupparne un'altra. E io mi sono messo in un punto di merda. Porca puttana, mi sono incastrato. E niente, questa è la mia vita. Che qua c'è il sentiero, attenzione. Guarda che stradino, mamma mia che bello, che bello. Allora, vai Boom Boom, però deciditi. E niente, un cane di merda, andiamo. Quanto è bello girare in macchina in questi posti fantastici su Yara. Oh, c'è una cassa dell'FND, fammela prendere che qualsiasi cosa mi dà mi serve. Di tutto. C'è una specie di piccolo MBP 50, fucile di precisione, attenzione. Tanta roba questo qui, 4 stelle. Oddio! Porca puttana! Boom Boom, ma tu non so se è colpa tua o colpa degli altri, perché è vero anche che tu gli vai incontro, eh. Tutti che mi freddano il cane, raga, me l'hanno freddato non so quante volte. Sali, dai, per cortesia. Non ti permetta, signorina, eh? Ok. Oddio, l'ho messo fuori uso veramente, fantastico, volevo provarlo. Vabbè. Guarda, fantastico, raga. Questo scende, è incazzatissimo, raga, è incazzatissimo, eh. Arriva. È morto. Bene, dai, non perdiamo altro tempo, andiamo verso la missione che è abbastanza lontano. Dobbiamo fare tutto il giro lungo la costa per poi arrivare a destinazione dove dobbiamo trovare questo museo della falsa rivoluzione, dove in teoria dobbiamo salvare questo membro del 67. Ma porca madonna. Nel frattempo, se troviamo missioncine così di passaggio, ovviamente proverò a farle. Nel frattempo Boom Boom sta pingando il mondo ed è per questo che conviene portarselo in auto. Peccato che non pinga le galline, se no sviluppavamo subito l'abilità di pingare roba. Guardate quanto è bello, ragazzi, stiamo facendo... Ah, addirittura è una cittadina questa qua. Ma il dito, quando ti fa male il dito, vai lì. Dopo questa potete segnalare questo video, mi raccomando, segnalatelo. Ah, guardate qui quanto è bello. Oddio, buffalo, mega uè. Porca puttana, ci rimettiamo in strada. Ce ne frega un cazzo. No, è un posto di blocco. Porca puttana, le gomme. Non mi hanno visto, non so come. Non è umanamente impossibile fare una roba del genere. Buongiorno, buon uomo. Boom Boom, pinga tutto, vai lì. Ok. Ok. Abbiamo paura, arriva pure una macchina. No, sparano, boom boom boom. Occhio. A cagare. Fa culo. Spacca tutto, boom. Bene, abbiamo fatto fuori penso tutti. Oh, la chiave, eccola. Oh, pure una mappa della zona. Magari ci pinga qualche scorta dell'FND qua e là. Vediamo pure gli scarti di veicolo. Qua c'è altra gente. Oddio, ho sparato a uno dei miei, perdonami. Non volevo. O forse sì, ma non ve lo dirò mai. Altro camion della vita. Mamma mia, con quanta precisione. Apriamo la porta. Prendiamo tutto. Mamma mia, avamposto, cioè posto di blocco, ma quello che è, completato. Sali Boom Boom. Veloci, veloci. Ma non suonare, testa di cazzo. Mamma mia, sta macchina non può prendere sti rialzi perché vola. Bello, raga, quanto mi ricordo su Far Cry 4. Il bello è che mi viene voglia di fare tantissimi giochi man mano che ne gioco uno. E mi rendo conto che ci può essere il gioco che piace meno perché magari non è in tendenza. Però sappiate bene che chi segue me, chi segue le mie serie, comunque io vi ringrazierò, non ci sono parole per ringraziarvi. Sappiate che io non porto i giochi semplicemente perché vanno in tendenza. E se lo faccio è perché magari quel gioco a me piace comunque. Perché di norma porto ciò che voglio. El Tigre. I'm at the museum. So am I. If you want to see photographs of us when we were young Mamma mia, guarda che put your posto. gun away and walk in like a turista. Allora, andiamo di pistola, raga, al solito noi proviamo a fare le cose furtive. Purtroppo mi dispiace che ho messo l'arco da combattimento e non è purtroppo... Aspetta, ma io posso fare... Ah, posso anche mettere le frecce standard. Bene. Quindi possiamo usare l'arco. Vi stavo dicendo, peccato che ho messo quest'arco così che non posso... Adesso posso. Eliminiamo il primo. C'è un carro armato qua nei dintorni, stiamo attenti. Rompere i coglioni tu, eh. Non mi fai sgamare, ti freddo subito, eh. Pure tu, eh. El Tigre! Is Carlito a fucking tank? Por supuesto. What were you expecting? Ah, è il carro armato che dobbiamo prendere. Vabbè. Oddio. No, ho preso il muretto.
Attenzione. Siamo attenti. Ok. Perfetto. Facciamo tutto furtivamente. Bene, bene. Usiamo l'allarme. Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante da prendere. Una chiave. Ok, chiave della stanza di sicurezza del museo. Questa potrà farci comodo. Quindi sappiamo che dobbiamo prendere quel carro armato. Guarda, quella non sembra manco morta. Era seduta e seduta è rimasta. Occhio che qua nei dintorni c'è un nemico. Non so dove, ma c'è. Eccola qua, la cassa d'armi. Che cos'è? Noblesse oblige. Ci sono tante informazioni in questo museo. Sicuramente magari leggendo possiamo scoprire veramente un po' parte della storia di Yara. That's my dog. Vediamo se riusciamo a farlo. Tipo così. Ah, guardalo lì come si arrampica. Perfetto. Abbiamo eliminato tutti. Io riparerei il carro armato e poi lo prendo. Mamma mia, tra l'altro bello veramente. Speriamo che è anche particolare questo carro armato. Oddio il tigre, ma dove cazzo sei comparso tu? Ok, l'ho riparato, diamo fuoco alla signorina. Ha pure la torretta, raga. Se non sbaglio non ce l'ha la torretta il carro armato. Forse. Andiamo. Spacca tutto. Bellissimo. Oddio. Tiravi dai coglioni. No, c'hai il lanciafiamme. Non ci credo, ma è fantastico. Questo è il più bello che abbiamo, raga. Sì, ok, ma dove cazzo dobbiamo andare? E il tigre sa dove sta andando, lui sì, io no. Minchia se sono resistenti questi. No, ma è fantastico che c'ha il lanciafiamme, raga. L'ho vestito, malissimo. Mamma mia, raga. Vabbè, c'è pure resistente a impatto. Occhio, occhio. Vabbè. Quanta precisione, signori. Allora, in teoria c'ha un casino di danno da impatto. Fatemi fare un tentativo, non so perché si sia fermato così. Vabbè, raga. Oh, mezzi armamenti offensivi, ho sbloccato un'altra torretta. Abbiamo sempre cazzo di elicottero dietro di noi. Minchia, è resistentissimo. Qua 3 missili col carro armato e non esplode. Vabbè, non è normale una roba del genere. Meno male che ha preso fuoco il pilota, se no. Ok, dobbiamo andare di qua in questi sentieri, che bello. Penso sia il carro armato più potente che abbiamo preso per adesso. Oddio, signore, lei... con quanta verticalità. Attenzione, ma quello fa... No, che cazzo ho visto, raga, per un attimo. Vi giuro, c'era quello lì che è uscito e ha fatto una capriola, un front flip incredibile. Che bello, passiamo pure dall'acqua. Mamma mia, raga. Oddio, mamma mia. No, qua ci vuole una foto, raga. Questa è da miniatura, secondo me. Peccato, no? Non posso fare la foto mentre sono in questa missione. Levati dai coglioni, guarda se li sfioriamo. Mamma mia, è il panico sto carro armato. Io sto carro armato lo amo. Attenzione, qua c'è... sono le nostre truppe di libertà. Saliamo di qui, signorina, ti tolga. Sto entrando, ti tolga, ti tolga. Vabbè, ma dove cazzo siamo? Siamo arrivati, l'importante è questo. No, Lorenzo, è Lorenzo. Lorenzo, you came. What the fuck is he doing here? I wanted him to see Carlito for himself. Mi compare. È un po' malridotto, ma... Too many. Carlito and I, we have a lot of good memories. Time to make some new ones. You should join us, hermano. War is over when we are all free. Hey, come on, it's gonna be good. I'm good. Che bello, raga, finalmente si sono uniti. Dai, Dani, aggiungi. Non rompere i coglioni, dai, ok. Peccato. Bello, bello, raga. Veramente, veramente molto figo tutta sta roba. Unire veramente le leggende che si erano rintanate in quella montagna dove hanno l'avamposto. E adesso si stanno di nuovo gasando, no? Finalmente li stiamo convincendo man mano e tutti vogliono combattere per libertà, per la libertà
di Yara. Bene, qua potremmo, volendo, modificare qualcosa. A sto punto io me ne fotterei. Vuoi salire, madonna? E poi sta luce su Far Cry non mi è mai piaciuta onestamente, perché la accende e spegne quando vuole. A volte vorrei accenderla ma non puoi, e magari in questo tratto dove comunque è inutile la accendo. Allora, comunque potremmo sicuramente fare un'altra missione. Dovremmo ritornare di nuovo nel nostro avampostello. Quindi facciamo un'altra missione, quella di Elena, e ci trasferiamo qui. Un'altra roba che vorrei vedere è a livello di cecchini. Noi dovremmo avere un'arma principale. Vabbè, questo è l'MP5, vedete, mitra potenziati. No, beh, l'MP5 non la cambio mai. Ecco, il nostro fucile di precisione. Allora, noi attualmente abbiamo questo cecchino qui, che per carità non è male, però come vedete ha 2 stelline, diciamo, come è un po' un modo del gioco di identificare i cecchini forti o meno. Volendo abbiamo pure l'SVD Dragunov, che è un signor cecchino, uno tra l'altro dei miei cecchini preferiti. Ma abbiamo anche preso questo qui, questo cecchino qua, che non è male, l'MBP 50. A livello di danni questo qui sembra essere addirittura il migliore, mentre il Dragunov vince di maneggevolezza, precisione e furtività addirittura. E a noi la furtività interessa. Questa ne ha veramente poco perché sarà un calibro veramente pesante e quindi non riesce ad essere troppo furtivo. Quindi io andrei di Dragunov, tanto a noi non cambia niente. Vediamo se abbiamo un aspetto migliore. Vabbè, che cazzo di aspetto è? Ah, perché ho preso il progetto speciale. Mamma mia, fantastico. Mettiamoci questo. Mettiamo pure un ciondolo, magari i colpi da cecchino. Allora, mettiamoci i colpi perforanti, ovviamente. Poi il silenziatore. E ovviamente per i cecchini finalmente sblocchiamoci il laser più potente, così da ora in poi a tutti i cecchini possiamo modificarli bene. E ovviamente ci vuole un mirino che sappia fare il suo sporco lavoro. E io andrei a usare quest'ottica qui da 6x a 10x, anziché quello che usiamo noi adesso da 4 a 8. Quindi questa cosa dovrebbe aiutarci ancora di più dalle lunghe distanze. E adesso abbiamo un signor cecchino. Dai, parliamo subito con Elena, vediamo che cazzo vuole. Dove cazzo sei? Allora, ferma l'interrogatorio. Un guerrigliero dalla lingua lunga, va bene, una spia, una talpa, un bandito, un testa e minchia, qualsiasi cosa, lo fermeremo. Allora, vediamo come funziona sto Dragunov, ragazzi. Vediamo se riusciamo. Mamma mia, sei bello. Guardate qua il 10x. Oddio, ma l'ho preso? Qua tra l'altro c'è pure la scorta del tesoro. Vediamo se riesco a fottermela. Allora, il teschio di smeraldo, il ritrovamento archeologo irano del secolo. Buon uomo! Oh, addirittura qua c'è pure un forziere con il criptogramma lì. Penso sia sopra, vediamo, saliamo. Ok, siamo sopra, qui c'è la cassa. Allora, dobbiamo trovare l'icona di un macete e di un calice. Oh! Eccolo qua, qua c'è il macete. Bene, uno l'abbiamo trovato. Minchia, stavo lottando per i cazzi miei, non mi aspettavo che era lì. Quindi l'altro è ancora più avanti. È lì. Bene, sappiamo dove andare. Vediamo se si può in un certo modo. No. Saliamo di qui. Guarda dov'è, guarda dov'è. È lì. E qua c'è il secondo. Ottimo. Perfetto, abbiamo tutti e 2 i simboli. Già che sono qua mi apro pure la cassa d'armi. Vediamo che arma unica troviamo. Eccola qua. L'MP5. Un suo progetto. L'MP5K. Purtroppo a noi non ci serve tanto perché quella che abbiamo noi è più forte. Eccoci qua, apri. Ok, sbloccata, vediamo cosa ci dà. Scarpe Hazmat MK2. Bene. Oddio raga, mi stavo stoccando totale. Allora, l'aria è questa. Servizio in campo. Ah no, ma questa è l'altra missione. Ah, devo entrare? Ok, ma dove cazzo mi stai portando? Ma è la missione principale questa qui. Vabbè, a caso. E aspetta allora che perché sennò mi confondo. Allora, operazione. Eccola questa qui, servizio in camera. Ok, ci sta portando in questo hotel caballero. Non sparare il What? Che cosa ho visto, raga? Gli ha dato 2 colpi di pistola e è esploso il carro armato. È Rambo questo qui, eh. Ma porca puttana, è morto. Io devo andare con questo camion. Ma sti cazzi, ma perché devo usare il camion? Uso la mia macchina io. Oddio, che macchina è? Dammela. Veloce, veloce. Levatevi dai coglioni. Tu non pensare che per quanto morirai comunque, non cambia il tuo destino. Dai cane, sali. Ok ragazzuoli, dovremmo essere molto vicini. In teoria l'hotel è quello lì là sopra che vediamo. Questa è tutta zona privata, quindi i nemici si spareranno a vista e moriranno altrettanto a vista. Allora, già è pieno di gente. That's my dog. Ok, facciamo fuori questo. In teoria c'era un punto per salire sopra. Io mi sentirei molto più tranquillo. No? Dove cazzo è? Oddio. Troviamo il cecchino.
Vabbè, mi hanno visto. Che cazzo. Ah, ecco il dentista. Attenzione. Oddio. Prendi le pillole, prendi le pillole. Oddio, ho freddato uno. Aia, minchia se fanno male. Yelena, the dentist is dead. Ok, il dentista è morto. Ok. Oh, and I'm working on a Siamo. gift for you. Oddio, perché mi sono drogato? Che cazzo è The successo? hotel. Preparo un regalo. Che succede? Che sta succedendo? Che cos'è? Che non ho capito un cazzo. Attenzione. Ah, festeggiamo questa roba incredibile. Oh, la TV Yarana? Parleranno di noi? What do you want the people of Yara to know about the conflict? Conflict. It's business as usual. Look, in spite of all the rumors going around, there's no war. At least not here in Eastern Yara. Am I right, Admiral? This is not a war. There. The criminals of La Libertad will be stopped. Yeah. They're few, we are many. You hear that? Libertards? This means chica. She means business. And what about the violent gang known as La Moral? Anyone who attacks Yara's military or business interests is not a true Yaran. My strategy for And I helped her this with the strategy. I've got decades of experience. I ran a security firm. The East is safe. Am I right? Right. No prea capas por nada. That's a cut. I gotta go. Señor Presidente. Admiral, so lovely to hear your voice. Ammiraglia Benitez, If I attenzione. could ask, how is it that a group of school children in El Este are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They have support from Libertad and the Legends. I've always taken a personal interest in your career. Handpicked you out of the academy. But make no mistake, there were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you. You stood out for one simple reason. Sí, señor Presidente. You were a woman in uniform. And now you could be the highest-ranking woman ever to have her head on a pike. Gracias, señor Presidente. Higher! I want them higher! Mamma mia raga, come si sta facendo sta storia? Fantastica. Diciamo che stiamo mettendo un po' il panico tra di loro. Signori, io andrei a farmi quest'altra missione e poi per quest'altro episodio ci salutiamo. Allora, pallapugno. Bene, trasferiamoci di nuovo qui. A me vi dico la verità, la storia di Far Cry 6 mi sta veramente piacendo un botto, raga. Proprio fatto bene, c'è poco da dire. Allora, parliamo quindi con lei che mi dimentico sempre il suo nome. Come cazzo si chiama? Allora, tendi un'imboscata al convoglio speciale di Benitez, che era l'ammiraglio che abbiamo visto poco fa. Mamma mia, raga, ci caccherà addosso perché già praticamente l'ha minacciata quasi Anto. È dato una grande responsabilità, ma se non fa il suo lavoro, la sua testa sarà conficcata in un palo e non sarà un corpo de corna, ma sarà un corpo de palo. Allora andiamo a prenderci una nostra macchina. Dov'è la nostra? Eccola qua, la chiamiamo e al solito freddiamo l'autista. Eccola qua. Ok. No, dove cazzo sta andando la macchina? Madonna, troppo in velocità. No, si fermi. Si fermi. Allora, dobbiamo... Minchia, abbiamo 20.000 punti per fare questa imboscata. Da dove cominciamo? Allora, io farei così. Seguirei la costa e andrei prima da questo. Ok, dobbiamo eliminare il convoglio. Eccoci qui. Ci proviamo. I'm kidding, Monron. I'll think about recruiting your super fans. Ok, abbiamo freddato quello alla torretta, era il più importante. Monron, I'm just
Oddio, vabbè, con quanta potenza. Ma allora facciamo così, disattiviamo i veicoli noi con quest'auto. Ti conviene aspettare che arrivano lì, ma vai a cagare. Oddio, ma è un carro armato. No, 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 esci, esci, esci. Porca puttana, meno male che l'ho disattivato. Oddio, attenzione. La corpo. Oddio, con quanta violenza. L'ho preso io, l'ho preso io. Ho preso il camion. Dove cazzo sto andando? Ok. No, no, il camion. Aspetta. No, levati dai coglioni. Dobbiamo ripararlo. C'è quel carro armato lì, potrebbe dare problemi. Veloce, 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 veloce. Si fa un cazzo. No, non è bello che mi miri così. Aia. Ok, ok. Non riesco a prenderlo. Deve uscire la mano. Deve uscire la mano, raga. È dentro la pietra. Ok. No, il camion. E ora? Missione fallita. Operazione completata. A caso. Ma come aprila? Era... Oddio, è tutto oro. Siamo ricchi sfondati adesso. Signori, noi per questo episodio però ci salutiamo. Nel prossimo episodio andremo a parlare con ci diamo pure il carro armato. Godo, godo, godo quello che abbiamo usato in questo episodio. Quindi per questo episodio io vi saluto qui. Mi raccomando, like, commentino, supportate la serie. Cerchiamo di finire questo gioco il più in fretta possibile. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6. Alla prossima, ciao belli miei. Ecco.